Ma sul tema in particolare delle disabilità al lavoro bisogna dire che c'è una problematica che occorrerà affrontare e affrontare anche presto, e il mondo delle disabilità chiede lavoro perché il lavoro è il modo principe per essere parte della società, sentirsi parte della comunità, sentirsi parte di quella che è il futuro anche dei nostri contesti. Disabilità e lavoro, tema che si è toccato nella seconda e ultima giornata del congresso della CISL del Veneto. Lavoro come dignità, tema caro ai veneti per essere parte della comunità, non solo per sussistenza. Scopo delle istituzioni è far parlare domanda e offerta di lavoro. Nel mondo delle disabilità purtroppo a volte la domanda e l'offerta di lavoro non si incrociano. Su questi temi abbiamo fatto una riflessione io e il ministro Orlando, tant'è che proprio la settimana prossima faremo anche una conferenza stampa per annunciare anche l'emanazione delle nuove linee guida sul tema del collocamento mirato. Ma non basteranno, non risolveranno del tutto ovviamente quelli che sono i temi, perché ci occorrerà intanto anche una sensibilizzazione di tipo culturale presso anche gli stessi imprenditori per rendersi conto che la persona con disabilità è una risorsa, è una risorsa che va interpretata, come vanno interpretate tutte le capacità di noi tutti. Ognuno di noi dà quello che dà alla propria società, dà alla società quello che sa fare, che sa vedere e le sue capacità.